Cari amici, bentrovati a questo nuovo appuntamento con il meteo. Per quanto riguarda il tempo del fine settimana iniziamo con una mappa in quota a circa 5.500 metri che ci fa vedere due cose interessanti. In primo luogo, in corrispondenza dell'Italia le linee nere assumono una forma circolare. Si tratta nel gergo tecnico di una goccia fredda porta instabilità, e con i colori in rosso e in arancia abbiamo appunto l'instabilità che avvolge buona parte della penisola. Si tratta di una mappa che è incentrata su domenica, quindi domenica le cose potrebbero cambiare nuovamente ai noi. Partiamo dal sabato dicendo che avremo sole protagonista su gran parte del territorio, ci saranno delle velature nel pomeriggio, appena qualche disturbo sui monti durante le ore pomeridiane sotto forma di qualche rovescio isolato, temperature decisamente piacevoli attorno ai 25-26 gradi sulle zone pianeggianti. Alla volta di domenica le cose potrebbero cambiare, dopo una mattinata tutto sommato tranquilla arriveranno comunque già nella mattinata delle nubi che potrebbero dispensare nel pomeriggio dei temporali, specialmente sulle zone montuose, sui settori meridionali della nostra regione, ove i temporali in queste ultime zone potrebbero risultare anche localmente molto forti, note di instabilità che potrebbero interessare anche lunedì. Con ora ho detto tutto, auguro a tutti un buon weekend e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.